Assessore Tessarolo, che risorse, ma soprattutto che risposte può mettere in campo il territorio per contrastare il rischio suicidario? Ma allora il territorio può innanzitutto fare un po' quello su cui stiamo lavorando da molto tempo, consolidare una rete che si conosce e quindi favorisce le comunicazioni e soprattutto l'orientamento delle persone. E lavorare in prevenzione, quindi cercare di intercettare sempre più il disagio psicologico di qualunque natura sia e ovviamente a qualunque età, cercando di dare le risposte più concrete. In questo il territorio può essere davvero dirimente, sia nella guida ai servizi, quindi nel portare prima, all'evidenza dei servizi casi che necessitano di un intervento ovviamente, importante sanitario e quindi quando siamo nell'alveo della patologia, quindi con un rischio suicidario evidenziato, ma, possono diventare davvero molto importanti nel, rafforzare, fortificare le competenze del singolo per invece evitare proprio di arrivare alla valutazione di un suicidio e quindi cercare di migliorare la situazione di benessere mentale della persona. E in questo ambito le associazioni che operano e gli enti locali con punti di accesso di diversa natura, spazi di ascolto, ma penso anche banalmente agli punti di ascolto delle scuole, possono davvero fare tantissimo. Se lavorano in rete ancora di più. Ecco, il trend comunque a livello nazionale, ma anche nella Marca, sembra essere in diminuzione, quindi un aspetto comunque positivo. Un aspetto positivo che accogliamo ovviamente con favore e che ci dice che siamo sulla strada giusta, ma che non ci fa stare tranquilli. Ogni vita persa, significa che in qualche modo forse potevamo fare di più o arrivare prima e meglio. Poi è chiaro, spesso ci si confronta con la chiusura della persona, la difficoltà, gli ambienti, gli habitat, quindi sono tantissimi fattori. Il suicidio è un tema molto complesso, va analizzato sotto diversi punti di vista. La strada però è decisamente quella giusta.